La sanità è sempre un argomento importante dappertutto, ma specialmente nel Veneto. Di che cosa ha bisogno oggi la sanità? Si parla di addizionale IRPEF, si parla di disavanzo. In realtà oggi la sanità ha bisogno di scelte che non temano le elezioni, di qualsiasi tipo queste siano. E questo è quello di cui c'è bisogno. Ed è su questo che bisogna che le persone responsabili facciano sentire la loro voce forte e tonante alla classe politica. Altrimenti non ci saranno mai tasse sufficienti, risorse sufficienti a colmare gli sprechi. Vedete, la sanità che costa di più è sempre e dappertutto, anche nel Veneto, la peggiore sanità. Perché? Perché dove ci sono risorse sprecate, in quella sanità ci sono i disservizi, in quella sanità ci sono le risorse che invece andrebbero utilizzate al meglio. È difficile da spiegare, ma nel momento nel quale noi facciamo un ragionamento molto semplice, che è dato da parametri internazionali, e cioè che un ospedale per acuti, cioè un ospedale dove si fanno gli interventi chirurgici, dove c'è un pronto soccorso in grado di rispondere a qualsiasi tipo di esigenza, a qualsiasi tipo di intervento immediatamente. Quando un ospedale per acuti copre un'area di 200.000 abitanti, noi ci rendiamo conto che in provincia di Padova basterebbero 4 ospedali per acuti più l'azienda ospedaliera. Vuol dire che nel Veneto su 5 milioni di abitanti basterebbero 20-25 ospedali per acuti. Se noi ci guardiamo intorno ci rendiamo conto che oggi ospedali per acuti ce ne sono molto di più. Questo che cosa vuol dire? Che il cittadino avrà meno posti letto? No, vuol dire che quegli ospedali che non hanno le caratteristiche per essere ospedali per acuti saranno strutture sanitarie che operano 12 ore al giorno per 5-6 giorni la settimana. Significa che il cittadino in queste strutture troverà sempre il meglio. Significa che non ci saranno risorse sprecate. Allora non basteranno tutte le tasse del mondo a migliorare la sanità se non vengono fatte queste scelte, che è vero che queste scelte sono nella disponibilità ma soprattutto nella responsabilità della classe politica veneta, ma è anche vero che se ci sarà costantemente il ricatto del voto, è anche vero che se chi sta all'opposizione tenderà sempre a strumentalizzare le scelte coraggiose come scelte impopolari perché difficili da spiegare, significa che noi vivremo costantemente questa impasse. Allora, che cosa può fare chi è stato eletto dal popolo? Chi è stato eletto dal popolo deve assumersi la responsabilità di decisioni che sul breve sembreranno impopolari. Chi sta all'opposizione deve avere la responsabilità di pensare al futuro del Veneto e non solo alla propria bottega elettorale, e ai cittadini del Veneto che devono avere un atteggiamento responsabile non solo in occasione delle elezioni ma anche quando elezioni non ce ne sono, devono far capire alla classe politica che sono in grado di distinguere azioni populiste da scelte importanti e programmatorie. Il futuro della sanità sarà sempre più, con l'allungamento della vita dei cittadini, assistenza territoriale, assistenza domiciliare, servizi che non abbisognano di ricoveri. Abbiamo di fronte una grande frontiera, una grande scelta, abbiamo di fronte un grande cambiamento. Io credo che questo cambiamento possiamo governarlo al meglio se ci siamo tutti, ma non con l'emotività o subordinati a un interesse personale, correntizio, partitico, di coalizione, ma avendo davanti un interesse più generale. Io credo che sulla sanità
la politica e la società veneta possa essere un'unica grande squadra, nella quale ognuno si differenzia per le caratteristiche che gli sono peculiari, ma un'unica grande squadra e un unico grande obiettivo, quello di garantire un futuro sicuro, certo, assistito a tutti noi e a tutti i cittadini del Veneto, oggi e anche domani. Una grande responsabilità e una grande scelta, anche il coraggio di affrontare decisioni difficili.